Buongiorno, i titoli. A Monreale brucia il bosco di Casaboli, il vento di Scirocco alimenta gli incendi, notte di paura anche a Santo Stefano di Quispina nell'Agrigentino. Le fiamme hanno raggiunto il centro abitato, evacuate 100 persone. A Catania traffico paralizzato sulla circonvallazione per i lavori al Tondo Gioieni aggravati dalla riduzione della carreggiata. Il caldo rende ancora più pesante le lunghe file degli automobilisti. Palermo, rissa in pieno centro, finisce con l'aggressione ad un commerciante che si barrica nel suo negozio per sfuggire a un attacco a colpi di mazza. A Catania per l'operazione Abisso altri 6 arresti della Guardia di Finanza per traffico di droga, gli affari tra Catania, Calabria e Malta. A Palermo scoperta una colonia di topi e rifiuti bruciati nella corsia laterale del viale Regione Siciliana, la denuncia dei residenti al Consiglio Comunale di Palermo. Vertenza Pfizer di Catania, approdata al Ministero delle Imprese a Roma. I sindacati chiedono di ritirare il piano di licenziamenti per 330 dipendenti. Il governo invita a cercare una soluzione industriale. Angelina Mango stasera al Teatro Verdura di Palermo per la prima delle 2 tappe siciliane del tour Nina canta nei teatri. Con lei un ospite d'eccezione, l'amico Marco Mengoni. Calcio, il Catania si rinforza in difesa con l'acquisto di Pagliai, ceduti Carni e Lutti e Di Noia oggi e domani, doppia seduta di allenamento al Massimino. Eccoci, benvenute e benvenuti. E dunque la scorsa notte è stata una notte di fuoco nell'Interland palermitano, la situazione più grave a Monreale nel bosco di Casaboli, ancora fiamme a Castronuovo di Sicilia, famiglia in fuga appunto nella notte. Sentiamo Marco Gullà. Una notte di fuoco, una notte di paura, numerosi incendi si stanno propagando nelle ultime ore in diversi punti nella provincia di Palermo. L'incendio più vasto a Monreale, nel bosco di Casaboli, evacuate abitazioni, gente in fuga nella notte. Con le fiamme alte e il vento che li proiettava verso qua nella casa, c'è la paura che arrivano qua. Il bosco di Casaboli continua a bruciare da ieri sera, siamo nel territorio di Monreale, vigili del fuoco, forze dell'ordine, protezione civile, tutti impegnati in questo momento nello spegnimento delle fiamme. Che notte è stata? Una notte impegnativa. L'inferno, un inferno, case che bruciavano lì sopra, un inferno. Cioè lei praticamente ha dei terreni che sono andati tutti in fiamme? Tutto questo è mio. Tutto in fiamme. Critica la situazione anche in altri paesi dove oltre a Castronuovo di Sicilia ancora minacciata dalle fiamme ci sono più squadre dei vigili del fuoco arrivate da Trapani e Messina impegnate a Trabia, Casteldaccia e a Villagrazia di Carini. In città l'unico intervento dei vigili del fuoco riguarda Borgonuovo a causa del rogo scoppiato a tarda sera in via Modica a 2 passi da Largo Pozzillo. L'incendio è partito intorno alle 23:30, le fiamme hanno coinvolto palme e sterpaglie e hanno tenuto in allarme il quartiere per circa 3 ore. Ed è stata una notte di paura anche a Santo Stefano di Quispina, nell'Agrigentino, dove un incendio alimentato dal forte vento di Scirocco ha raggiunto il centro abitato, costringendo all'evacuazione oltre 100 persone. Fiamme vicine anche al teatro Andromeda e sull'emergenza incendi la denuncia di Legambiente. La Sicilia brucia e quindi intervenga l'esercito, chiede Davide Sardo. È stata una notte di paura a Santo Stefano Quisquina, comune montano in provincia di Agrigento. Il fuoco, spinto dal forte vento di Scirocco, ha raggiunto il paese, mettendo in fuga decine di famiglie. Oltre 100 persone sono state evacuate in via precauzionale dalle contrade Canfuto e Bosco. Momenti di tensione in un centro di poco più di 4.000 abitanti, avvolto dal fumo e minacciato dalle fiamme. Il rogo, partito dal territorio di Bivona, ha ridotto in cenere centinaia di ettari di macchia mediterranea ed ha lambito il teatro Andromeda e l'eremo di Santa Rosalia. Massima allerta per la presenza lungo il fronte delle fiamme di un deposito di ossigeno di proprietà di una clinica privata, di una stazione di rifornimento e di una fabbrica di fuochi d'artificio. A presidiare queste aree sono state impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco. Sul posto, oltre ai Canadair, carabinieri, polizia e corpo forestale. Il sindaco Francesco Cacciatore ha definito la situazione drammatica, spiegando di aver disposto
disposto l'evacuazione di tutte le persone esposte al rischio. Per consentire le operazioni di spegnimento e garantire la sicurezza è stata chiusa in entrambe le direzioni la strada statale 118 Corronese-Agrigentina. Le operazioni proseguono senza sosta per contenere un fronte di fuoco ancora attivo. Lo sentivate nel servizio, anche una clinica privata minacciata dalle fiamme, infatti sono stati evacuati in via precauzionale 22 pazienti della clinica e sono stati ricoverati in altre strutture sanitarie. Andiamo a Catania, traffico paralizzato sulla circonvallazione per i lavori al Tondo Gioeni, aggravati dalla riduzione della carreggiata. Il caldo ha anche esasperato ancora di più l'attesa degli automobilisti fermi in lunghe file. Sentiamo Eva Spampinato. La combinazione perfetta per mandare in tilt il traffico e la pazienza degli automobilisti. Fermi, immobili, ed è pesante veramente con questo caldo. Il caldo asfissiante che avvolge Catania già dalle prime ore del mattino e la sorpresa di un tappo di auto alla circonvallazione hanno dato il buongiorno a migliaia di catanesi che non si aspettavano, in piena estate, con le scuole chiuse e senza comunicazioni precedenti, di trovare questa situazione già alle 7 del mattino. Almeno un'ora che siamo in fila. Non si circola e non si capisce niente. Cos'è accaduto? Ora siamo a periodo estivo, arriveremo comunque al periodo invernale dove riapriranno anche le scuole, la circolazione si bloccherà totalmente. Il motivo riguarda i soliti lavori all'altezza del Tondo Gioeni, quelli che vanno avanti già da tempo per il miglioramento del sistema di drenaggio urbano. Ma questa mattina, forse perché gli operai hanno superato la recinzione e scavato sulla strada costringendo a ridurre ancora di più la carreggiata, le condizioni viarie sono peggiorate. Bisogna farli di sera, questi lavori qua, in questa strada qua, come lei sa che lavora Antenna Sicilia, sa che confusione c'è, sempre. Perciò questi si organizzano e si fanno la sera. Lei lo sapeva che c'erano i lavori e ci sarebbe stato questo traffico? Completamente, non sapevo nulla. Una comunicazione sarebbe stato l'ideale. Siamo rimasti bloccati. Le temperature roventi hanno reso ancora più insopportabile la lunga attesa in auto. Anche oggi infatti Catania, come Palermo e Messina, sono tra le città siciliane con la massima allerta per il caldo. Da domani le temperature dovrebbero iniziare ad abbassarsi e dare una piccola tregua ai siciliani. Da settimana in prima linea nella lotta ai roghi e al disastro ambientale, i forestali, con la protezione civile e i vigili del fuoco, sono impegnati per salvare la Sicilia che brucia, ma la carenza di organico e l'età media degli operatori, progressivamente più alta, rendono gli interventi sempre più difficili. Questa è la denuncia del sindacato della Huila con Enzo Savarino, segretario generale in Sicilia, che chiede al più presto la riforma regionale dei forestali. Adesso ci spostiamo a Palermo, dove c'è stata una rissa al culmine della quale un commerciante, pensate, addirittura si è dovuto barricare all'interno del suo negozio per evitare che fosse aggredito da colpi di mazza. Sentiamo. Attimi di paura nel tardo pomeriggio di ieri nel centro di Palermo, quando una rissa è esplosa all'improvviso all'ingresso di un esercizio commerciale di via Roma e ha causato il fuggi generale di turisti e passanti. Per motivi ancora da accertare, la tensione era già salita fra un gruppo di giovani e il titolare dell'esercizio commerciale. La prima discussione animata fra due persone all'esterno del locale e il commerciante è però degenerata all'arrivo di una quarta persona che, senza parlare, ha subito colpito l'uomo mentre uno dei protagonisti della discussione cercava di tenere distanti i due contendenti. L'aggressore, poi allontanatosi per qualche istante, è tornato armato di mazza e a quel punto è scattato il fuggi mentre il commerciante si è barricato dentro il negozio con i tre al di fuori che picchiavano sulla vetrina. L'intera scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza e il video è adesso sottomesso a disposizione dei carabinieri che stanno conducendo le indagini. È stato proprio l'arrivo della gazzella dell'arma ad interrompere la rissa e far disperdere i partecipanti. Da ricostruire i motivi della tensione scoppiata fra i quattro, soprattutto l'identità degli aggressori. Maxi operazione dei carabinieri contro il narcotraffico, 35 le misure cautelari tra Calabria e altre regioni. C'è anche la Sicilia con arresti a Catania, Palermo, Trapani e Caltanissetta. Accertato il transito di 300 kg di cocaina dal porto di Gioia Tauro. Restiamo appunto alla lotta contro il traffico di droga, perché c'è stato un seguito dell'operazione a Catania, dell'operazione Abisso, altri 6 arresti della Guardia di Finanza per traffico di droga agli affari tra Catania, la Calabria e Malta. Emanuela Corsi.
Sicilia, Calabria e Malta, con base logistica a Catania. Questo è il triangolo del traffico transnazionale di droga scoperto dalla Guardia di Finanza del capoluogo etneo, che all'alba ha portato a 6 nuovi arresti nell'ambito dell'operazione Abisso. Sale così a 21 il numero delle persone in carcere dopo i provvedimenti emessi dal GIP ed eseguiti lo scorso 15 giugno. 700.000 euro la somma dei beni confiscati. Le indagini condotte dal GICO della Polizia Economico-Finanziaria hanno smantellato un'associazione criminale dedita al traffico di cocaina, hashish e marijuana, composta da alcuni uomini vicini al clan Cappello Bonaccorsi, che si sarebbero occupati anche di rifornire il gruppo Borgata del clan Santa Panagia di Siracusa. Questo secondo filone d'inchiesta ha portato all'arresto di altri 4 catanesi coinvolti nel traffico con Malta e di 2 calabresi collegati al tentato recupero in mare al largo di Catania di 2 tonnellate di cocaina. I 2, originari di Locri e Siderno, erano stati ingaggiati dal clan catanese per trasportare l'ingente quantitativo di stupefacente nelle piazze di spaccio calabresi in cambio di un compenso. Un piano che fu sventato dalla Guardia di Finanza. I 6 indagati sono stati tradotti in carcere con l'accusa di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Intimidazione al sindaco Francilia di Furci Siculo nel Messinese, vandalizzata la sua auto. Sentiamo il suo sfogo sui social. Vorrei dire a questa che ha pensato di passarsi il tempo strisciandomi la macchina con una chiave, che non risolve i suoi problemi in questo modo, anche perché penso di fare solo del bene dalla mattina fino alla sera, perché è evidente che è stato fatto con la voglia, l'astio e la cattiveria di creare un danno. Quindi vieni a parlare con me, ti accolgo e vedo di capire quali sono i tuoi problemi e cerco pure di risolverli. A Palazzolo Acreide nel siracusano, assalto nella notte a una gioielleria con un Caterpillar che ha sfondato l'ingresso del negozio nel centro storico. La banda di una decina di persone, una volta aperto il varco, in pochi minuti ha portato via il bottino di migliaia di euro. E c'è stato un altro assalto, questa volta a Scordia, dove l'agenzia Unicredit è ancora nel mirino dei rapinatori. La scorsa notte nella centrale via Vittorio Emanuele, preso d'assalto il bancomat, i ladri non sono riusciti però a svuotare le casse con il denaro e sono fuggiti con un'auto poi abbandonata all'uscita del paese. A Palermo, colonia di topi e rifiuti bruciati nella corsia laterale di Viale Regina, regione siciliana, all'angolo con via Conceria. Questa è la denuncia dei residenti in consiglio comunale. Sentiamo Orazio Longo. Una vera e propria colonia di topi si vede nelle immagini. Liberi tra la spazzatura, i roditori si muovono in cerca di cibo che certamente non manca in quelle condizioni. Il luogo non è ameno, ma è la corsia laterale di Viale della regione siciliana a Palermo. Strada trafficatissima non solo da parte dei palermitani ma anche dei turisti che, atterrati a Punta Raisi, decidono di visitare Palermo o di dirigersi verso la parte orientale dell'isola. A denunciare sono i residenti della zona attraverso una nota presentata in consiglio comunale. A seguito di numerose segnalazioni ho trasmesso una richiesta urgente all'assessore all'igiene ambientale, ha scritto Massimiliano Giaconia, consigliere del gruppo misto, per denunciare la grave situazione igienico-sanitaria presente all'angolo con via Conceria. L'area da tempo è interessata dall'abbandono continuo di rifiuti successivamente incendiati, alimentando una situazione di degrado che favorisce la proliferazione di topi e insetti infestanti. Chiesta l'immediata bonifica dell'area, un intervento straordinario di derattizzazione e disinfestazione, l'intensificazione dei controlli per contrastare gli abbandoni e individuare i responsabili dei conferimenti illeciti e dei roghi, nonché l'installazione di sistemi di videosorveglianza e fototrappole. Ma quella di Palermo non è l'unica situazione del genere in una Sicilia troppo spesso vandalizzata da immagini impietose di spazzatura in bella mostra agli angoli di strada, con i topi potenziali portatori di malattie fin dentro casa, anche ai piani alti, visto che sono bravissimi a salire pure dai muri ripidi. Una situazione da più parti definita inaccettabile, che chiede interventi urgenti per il decoro e per la salute. Dopo presidi sindacali e scioperi, l'avvertenza Pfizer è approdata al Ministero delle Imprese. I sindacati chiedono di ritirare il piano di licenziamento per 330 dipendenti dello stabilimento di Catania. Il ministro Urso dice governo pronto a fare la propria parte. Lorena Dolci.
Salvare 330 posti di lavoro è questo il primo obiettivo, ma sul tavolo di confronto c'è anche il futuro della Pfizer. Dopo giorni di sciopero i lavoratori sono volati a Roma per presidiare dall'esterno il tavolo del MIMIT, il Ministero delle Imprese Made in Italy. Qui si sono seduti per la prima volta i rappresentanti dell'azienda farmaceutica e le organizzazioni sindacali che intravedono uno spiraglio. Registriamo un impegno forte da parte del Ministero e del Ministro Urso in particolare, che ci fa ben sperare in questa soluzione. Ci siamo dati già appuntamento a settembre perché Pfizer ha bisogno di parlare con casa madre. Purtroppo non ci continuiamo a fidare dell'azienda che al tavolo è venuta leggendo un copione che non è altro che una procedura già letta, vista e rivista. Apprezziamo l'apertura del governo e ci auguriamo che possiamo risolvere il problema di questa vertenza delicatissima per il nostro territorio. L'azienda ha ribadito le condizioni economiche che hanno portato ai tagli. Per il ministro Urso è necessario fin da subito avviare un percorso condiviso con tappe precise per individuare una soluzione capace di garantire la continuità industriale, la tutela dell'occupazione e il rilancio dello stabilimento. Il MIMIT, ha detto, è pronto a fare la propria parte. Anche la segretaria generale della CISL a Catania aveva espresso tutto il suo appoggio. C'è bisogno di mantenere attività produttive importanti. La vertenza Pfizer non è una vertenza che riguarda soltanto Catania, riguarda l'intero paese. Prossimo appuntamento per la vertenza dopo le vacanze, il 24 settembre. Sicilia fanalino di coda nelle liste d'attesa in sanità. L'isola è una delle tre all'interno alla fine della classifica. Se nel paese la situazione migliora, qui le liste sono tornate ad allungarsi nel 2025. Maglio Viola. Invece di avanzare, la Sicilia arretra nelle liste d'attesa per esami clinici, prime visite e ricoveri. È quello che racconta il rapporto della Genas, l'agenzia ministeriale per il controllo della sanità pubblica nelle regioni. Nel primo semestre 2026 la sanità siciliana registra infatti un preoccupante arretramento nei tempi delle liste d'attesa, soprattutto per visite ed esami, in controtendenza rispetto al parziale miglioramento nazionale rilevato negli stessi dati. L'isola è nel terzetto di regioni di coda della classifica generale. Il rapporto evidenzia gravi difficoltà strutturali con ritardi cronici che aggravano la mobilità passiva e spingono dunque i cittadini verso il settore privato o la rinuncia alle cure per chi non può permettersi esorbitanti esborsi. Nelle prime visite nel 2025 la Sicilia arretra addirittura di 7 punti percentuali, per gli esami diagnostici di 4 punti percentuali. I tempi vengono rispettati in meno del 72% dei casi urgenti. Non è un caso se il 2025, l'anno preso in esame in questi dati, è lo stesso dello scandalo degli esami istologici in ritardo nel Trapanese, una storia che ha fatto il giro d'Europa come esempio di sanità che non funziona. La regione siciliana ha già messo in campo una strategia che prevede il potenziamento dei Sovracup, ovvero il sistema regionale di prenotazione telefonica, sull'esempio dei centralini messi in campo durante l'emergenza Covid con l'attivazione di un numero unico 116 117 al quale rivolgersi per tutti i temi sanitari non in emergenza. Nel triennio 2026-2028 ci sono già oltre 6 milioni di euro, ma il sistema non riesce a decollare e potrebbe essere già insufficiente nel momento in cui partirà. Una breve pausa, poi l'iniziativa della Confesercenti per ridare vita ai negozi nei centri storici. Fermare la chiusura dei negozi di quartiere ridarà vita ai centri storici e ai piccoli centri urbani. È la proposta di legge di iniziativa popolare lanciata da Confesercenti a sostegno del commercio di prossimità. Serviranno 50.000 firme per portarla in Parlamento. Desiree Ferlito. Fermare la progressiva scomparsa dei negozi di vicinato e restituire centralità al commercio locale. E questo è l'obiettivo della proposta di legge di iniziativa popolare promossa da Confesercenti Sicilia, che punta a rilanciare il tessuto economico e sociale della città attraverso misure dedicate alla rigenerazione urbana e ai servizi di prossimità. Da maggio ufficialmente è stata avviata la raccolta delle 50.000 firme necessarie per portare la proposta all'attenzione del Parlamento e ad oggi
immagini sono state raccolte già circa il 20%. Per presentare l'iniziativa, Confesercenti Catania ha convocato un incontro istituzionale con i sindaci dei comuni della città metropolitana, chiamati a confrontarsi su una strategia condivisa per sostenere le attività commerciali, contrastare la chiusura delle botteghe storiche e rafforzare il ruolo del commercio di quartiere. Tra le principali misure, le zone economiche speciali di prossimità, le cosiddette ZES Pro, che sono strumenti che attiveranno politiche mirate di rilancio del commercio attraverso incentivi fiscali, sostegni finanziari e semplificazioni amministrative. L'obiettivo finale è costruire una rete tra istituzioni, imprese e comunità locali per invertire il declino del commercio di prossimità e restituire ai quartieri servizi, vitalità e nuove opportunità di crescita. Angelina Mango stasera al Teatro di Verdura di Palermo per la prima delle 2 tappe siciliane del tour Nina canta nei teatri. Con lei, ospite d'eccezione, l'amico Marco Mengoni. Desiree Ferlito. C'è un filo invisibile che lega Angelina Mango alla Sicilia, un legame fatto di ricordi di infanzia, estati trascorse a Ortigia, granite e calore umano. È proprio da questo rapporto speciale con l'isola che prendono vita 2 degli appuntamenti più attesi del suo tour estivo. Angelina sarà stasera al Teatro di Verdura di Palermo, dove ad attenderla ci sarà un ospite d'eccezione, Marco Mengoni. Anche se trema la terra nel Venerdì 24 luglio sarà la volta di Taormina al Teatro Antico, al suo fianco ci sarà Tedua. Il tour Nina canta nei teatri d'estate è pensato come un viaggio intimo, dove musica, natura e teatro si fondono. La scenografia ideata dalla stessa artista trasforma il palco in un giardino, allestito con piante provenienti dai vivai del territorio e restituita al termine di ogni concerto, in un gesto simbolico di riconoscenza verso i luoghi che la ospitano. Ho pensato che per il tour estivo si potesse fare un giardino e mi piace accogliere le persone nel giardino di casa. Sul palco i brani dell'album Caramè e i successi che hanno segnato la sua carriera, in uno spettacolo che racconta crescita, fragilità e rinascita. Mi sento super affamata di tornare sul palco e ogni volta che faccio una data non vedo l'ora di salire sul palco nuovo e questa è una sensazione bellissima, devo dire. Un ritorno accolto con entusiasmo dal pubblico, quello di Angelina Mango, che oggi la vede più autentica e determinata che mai. Breve pausa, poi lo sport, il calciomercato con il Catania che si rinforza in difesa con l'acquisto di Pagliai. Calciomercato, il Catania si rinforza in difesa con l'acquisto di Pagliai, ceduti Carnielutti e Di Noia. Oggi e domani doppia seduta di allenamento al Massimino. Sergio Colosi. Gabriele Pagliai, 24 anni, è nuovo calciatore del Catania. L'accordo pluriennale con il terzino destro si concretizza dopo un lungo inseguimento durato 1 anno e mezzo. Decisivo Longo, che ha parlato più volte con il ragazzo dopo averlo valorizzato con il Picerno. Nella scorsa stagione, con 25 presenze e un gol a Perugia nell'Ascoli promosso in B, il definitivo salto di qualità è ora l'approdo al Catania. 3 campionati a Picerno in Serie C, 2 in D con Novara e Casarano. Pagliai lunedì ha sostenuto le visite mediche prima dell'allenamento al Massimino. Carnielutti è un giocatore del Sorrento, Di Noia vicinissimo alla San Benedettese. Tra cessioni, contratti scaduti, prestiti e risoluzioni consensuali funziona la cura dimagrante del Catania, che ha alleggerito il proprio organico e continuerà a farlo. C'è poi la seconda fase, quella dei rinforzi, per un salto di qualità ed essere protagonista nella prossima Serie C. I tempi sono ristretti, lunedì prossimo la partenza per la seconda fase del ritiro a Norcia. Oggi e domani doppia seduta al Massimino, venerdì 24 un solo allenamento. Ad una settimana dall'apertura della campagna Essere Catania, la società ha comunicato che i tifosi hanno sottoscritto 1558 abbonamenti. È tutto per questa edizione, la prossima alle 19. Grazie per l'ascolto e buon pomeriggio.
Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.